Mi metto qua a fare sto video vicino alla Madonna e Gesù Bambino. Sono appena tornato da un funerale di una signora molto anziana. Sfortunatamente ultimamente sono stato a altri funerali. All'inizio pensavo che la predica fosse un problema del prete, poi mi sono reso conto invece che è la prassi. Si chiede scusa al Signore per tutti i peccati che questo povero cristiano ha fatto. Ma io dico, ma perché? Ma perché non si può dire invece, Signore, mi raccomando, prepara un'accoglienza della Madonna, un'accoglienza bellissima, perché sta arrivando un cristiano che ha fatto meglio che ha potuto, ha cresciuto una famiglia, ha lavorato, ha fatto sacrifici, ha sofferto, sì vabbè, ha fatto qualche peccato, ma generalmente ha fatto meglio che poteva. Prepara una festa grande. E dopo basta con queste prediche, ho timore di Dio, ho timore di Dio, ho timore di Dio. Ma io vedo nella vita che se al mio fianco c'è una persona che mi aiuta e mi appoggia, mi incita a fare meglio che posso, allora io faccio meglio. Ma se invece io ho il timore costante di sbagliare, è lì che sbaglio. E allora io dico, non possiamo rivedere un po' ste prediche, sacramento? E se qualcuno prende male questo video qua e dice le prediche sono sempre quelle, da sempre, non si possono cambiare, io dico, beh, questo è un vero peccato.